Hanno dato vita a un parapiglia che si è calmato solo all'arrivo dei carabinieri perché la struttura della cooperativa integra di Vittorio Veneto che li ospitava non era in grado di trasmettere le partite della Coppa d'Africa di calcio che a tutti i costi volevano vedere. I protagonisti della vicenda sono alcuni profughi che nella città della Vittoria da tempo hanno trovato ospitalità. Da mesi la prefettura di Treviso ha lanciato l'allarme nella provincia, non ci sono più strutture per l'accoglienza dei profughi, un appello che però è rimasto ancora una volta lettera morta. Nella notte infatti l'ennesima ondata di disperati ha raggiunto la Marca, in 42 sono arrivati e provengono soprattutto dall'Africa subsahariana. Sono arrivati in 42 provenienti da Siracusa e da Reggio Calabria, la loro invece provenienza originaria sono per lo più centroafricani, nigeriani, del Mali, del Gambia, insomma il loro fotosegnalamento c'è stato durante la notte e questa mattina si è svolto tutto regolarmente. A sopportare il peso dei nuovi arrivi è ancora una volta la Caritas. In 29 sono stati sistemati nello stabile di Via Verdi, proprio di fianco al Tribunale, un edificio di proprietà della diocesi che però è in vendita. Gli altri si trovano di Strana. Ma dopo i fatti di Parigi, spiega il direttore della Caritas, è se possibile ancora più difficile lavorare con i profughi, attorno ai quali il clima di diffidenza, quando non di paura, è sempre più forte. Attorno c'è molta diffidenza, indifferenza e anche a volte proprio non voler andare contro e questo purtroppo anche all'interno delle comunità parrocchiali. Il governatore del Veneto Zaia parla di vero e proprio tsunami e snocciola i dati dell'emergenza senza fine. Questa è la schizofrenia di un paese che non programma più, di un paese schizofrenico che accetta che ci sia ancora ospitalità di profughi e ormai siamo arrivati a 200.000 quest'anno e pensi solo al Veneto, per questo io mi sono opposto, che ha 200.000 disoccupati dei quali 42.000 sono profughi. Sono poco meno di 1.000 i profughi che dall'inizio del 2014 ad oggi sono approdati nel Trevigiano. Di questi attualmente circa 300 sono rimasti nel nostro territorio, mentre gli altri sono ripartiti cercando fortuna altrove. Gli appelli di associazioni ed enti istituzionali e il governo continuano a rimanere inascoltati. Una nota positiva dell'emergenza riguarda l'occupazione. Proprio per far fronte ai continui arrivi, la Caritas di Treviso ha dato lavoro a 10 giovani che hanno il compito di assistere 24 ore su 24 i nuovi arrivati.